tutti i sindaci hanno vari problemi e vorrebbero che la propria postazione sanitaria magari sotto casa non possa essere cancellata o meno. Noi siamo sensibili a queste esigenze, però dobbiamo guardare alla sanità nel suo complesso. Vi sono delle realtà che ormai sono superate da altre tecnologie e da altre presenze di grossi ospedali. Sulla vicenda di Bronte e Fiorarello mi stavano aggiornando, però devo dire che noi dobbiamo guardare, ripeto, a vere riforme che diano il senso di una sanità più moderna, più agile e meglio organizzata. Detto questo, oggi è un giorno importante, si inaugura questo prototipo, naturalmente che è figlio del PNRR, quindi siamo stati sempre d'accordo alla sanità di prossimità, cioè quella sanità che sia da cuscinetto tra il medico di base e il ricovero ospedaliero. Queste in realtà sono destinate a filtrare ed evitare l'intasamento delle reti ospedaliere. Sulle reti ospedaliere abbiamo un grande progetto, abbiamo previsto all'articolo 20 stanziamenti per centinaia di milioni per ristrutturare grandi complessi sanitari. Ce ne stiamo facendo carico, perché la sanità deve anche obbedire a due esigenze: l'abbattimento delle liste d'attesa e l'emergenza. Questa è la priorità di questo governo, al di là della ristrutturazione della rete ospedaliera.